Inizia al meglio il 2026 del Certosa di Mister Grillo, che supera per 4-1 il Cecchina e si porta al quinto posto solitario del girone B. Neanche 30 secondi e i neroverdi vanno già in vantaggio con Trionfera, che deposita a rete di testa dopo la traversa di Esposito e porta avanti i suoi. Prova a reagire il Cecchina cercando di sfruttare i centimetri sui vari calci piazzati conquistati. L'occasione più lampante per pareggiare arriva al minuto 21 con il destro di Paoletti. Dall'altra parte del campo, bella combinazione del Certosa che libera il sinistro da parte di Telera, attento anche in questo caso Liberti. Nella ripresa i padroni di casa non fanno prigionieri e arriva già al terzo minuto la doppietta personale per Trionfera, che apre il piattone e bissa il vantaggio per la compagine nero-verde. Neanche 8 minuti che il bomber di casa si porta a casa il pallone, smarcando in questo caso Liberti e depositando a porta sguarnita il triste dei suoi, che chiude virtualmente la gara. Cerca gloria anche Magrelli al minuto 12 con questa bella iniziativa personale, troppo debole però il suo tentativo. È però proprio il numero 11 a trovare la rete del 4-0 un minuto più tardi, ancora però colpevolmente lasciato di ricevere in area, sistemarsi il sinistro e fare 4-0 per il Certosa. Il Cecchina cerca la reazione d'orgoglio e realizza il gol della bandiera con uno dei più positivi dei suoi, Carone, che in 2 tentativi riesce a infilare Montagnini e a limitare il passivo per la compagine ospite. Spreca nel finale di partita il Certosa, sempre con il duo Magrelli-Trionfera, ma è decisivo un salvataggio con il busto sulla linea che mette in angolo. Nel finale occasione anche per Mencancini, che spreca al 32esimo, ma non cambia la sostanza. Certosa-Cecchina si chiude sul 4-1 nel primo incontro del 2026.